sia di fuori che all'interno della squadra. La squadra è stata ben allenata per un lungo periodo, l'unico problema che abbiamo avuto è quello che poi si evince guardando le partite, che la squadra nei momenti di difficoltà non ha più delle ancore alle quali aggrapparsi e va un po' così alla deriva senza avere una finalità né in attacco né in difesa. Stiamo cercando prima di tutto psicologicamente, poi anche tecnicamente di migliorare. La base sulla quale intendo far partire il mio lavoro è sicuramente una base difensiva, perché non si possono subire 50 punti negli ultimi 2 quarti. È una squadra che difende poco, e se non sbaglio la terzultima difesa del campionato, quindi una squadra che difende poco ha bisogno sicuramente di difendere di più, anche visto che non siamo degli ottimi difensori 1 contro 1, perché non c'è nessuno, a parte forse Pepe Anello, che sia un grande difensore 1 contro 1, abbiamo bisogno di costruire una difesa di squadra.